sui treni cosa si aspetta dal Mi aspetto persone sorridenti e noi abbiamo 100.000 veneti che fruiscono di questo servizio, hanno diritto al rispetto fino in fondo e quindi mi aspetto dal nostro gestore che ci siano i convogli, che i treni arrivino puntuali e che non accadano altri guai. C'è questo poco ma sicuro, fermo restando che noi nel frattempo stiamo lavorando ormai da una settimana per vedere per bene un po' tutte le carte, per capire quali sono i nostri ambiti di movimento, come si dovrebbe dire, no? Lei ha detto che ha letto molte delle email di protesta, che cosa l'ha colpita di più? Mi hanno colpito e capisco fino in fondo la protesta, soprattutto di treni sovraffollati, in alcuni casi i ritardi, ma poi sono tutti temi che tu dici alla fin fine, cioè io non posso garantire il treno in più o che sia puntuale perché questo non compete a me, c'è qualcuno che è pagato con i soldi delle tasse dei veneti per farlo, quindi verificheremo fino in fondo. E ho visto una protesta civile dalla stragrande maggioranza dei cittadini, perché poi chi ha il problema lo vuole risolvere, chi vuole far casino fa casino e basta. Vedo che chi lo usa per studiare, per andare a lavorare, scrive, ti scrive anche puntualmente, poi io le leggo tutte le lettere che sono arrivate per cui a qualcuno anche riesco a rispondere. Comunque ho dato disposizione che tutte le segnalazioni propositive, pur nella contestazione ma propositive, siano assolutamente vagliate fino in fondo. nel 2015 chi gestirà il servizio? A me piacerebbe che lo gestisse magari una bella società veneta che si occupa dei treni, che quando trova un veneto che si lamenta dice sì, dimmi che rispondo io. Il problema è che qua, come si dice in Veneto, il can de tanti paroni muore di fame.